Regal pal compleanno. Testi e illustrazioni di Francesca Gregoricchio. KV Edizions. Progetto finanziato da Arlef, Agenzia Regionale per Lenghe Furlane. Me mari e fas l'avvocat e ha il studio in chiesa là che si vestis sempre con tune giacchette. Ma quando non lavora ed opere une tute così larghe che io può splatarmi dentro proprio come il picciul dal canguro. Mio pari al fas il grafic, anche lui al lavoro in chiesa, ma senza giacchette. Quando calmetti si idee sui tasti dal computer, il suo studio si riempie di pesuz di tutti i colori, così io ho può nadare tanto che in un acquari. Uè, une agne de mame e gli è venute a bevi il tè. Una femminone tan grande che quando si è sentata la chiadre ha fatto Agne ha chialato i miei genoi scusate e ha detto un maschiato. Agne, gli hai detto io, ven fuori con me che ti mostri i cudo e cabale in teaghe di un seglotto. Agne e a discoccolarsi voi dicendo Cudui? Oh, pueris no. Manco malco soi caio e come ovvio di giusta queste frutte. Allora io soi lade tal cortile con savalon e aghe o hai tirato su un biel seglot di malte, proprio come avevi veduta fa mio nonno muredor, quando che non sveve giustati il murut dal giardino. Poi dopo o soi tornata in chiesa strissinante in seglot plen. Agne, gli hai detto, ti hai portato la malte così tu puoi disgiustarmi tanto che il murut dal giardino. Agne gli è sclopata a ridi e è attaccata a saltare sulla chiadre finché queste non si è rotte. Non sa tocchiare di clamare anche il papà per mettere in pis l'agne che non finiva mai di sbaccanare. Io o soi Lucie e domani o so invitata in chiesa de mia amiche Maddalene che fa si Heinz. I porterai in regalo un biel seglot de me malte.